Lord Fener. Potrai portare il comandante Ian Solo dal suo creditore dopo che avrò Skywalker. Non mi serve a niente, morto. Non subirà un danno permanente. Salve a tutti lettori e lettrici di Wars Libri Comics e ben trovati in questa seconda parte del video Letture Essenziali incentrato sul personaggio di Boba Fett. La prima parte potete trovarla nel link in descrizione. Come già per il precedente capitolo, abbiamo detto che questo video fa parte del così chiamato Journey to the Book of Boba Fett, ovvero quella serie di contenuti preparati da noi di Wars Libri Comics, di modo che possiate arrivare preparati al meglio per quello che sarà l'attesissima serie in arrivo su Disney Plus a fine del 2021. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di mettere un follow, seguire quello che è il canale YouTube di Wars Libri Comics e di seguirci anche sui nostri vari canali social che potete trovare come sempre in descrizione il link per essere informati su quelle che sono le novità nel lato cartaceo della Forza, le eventuali offerte e anche eventualmente scambiare qualche chiacchiera o curiosità con noi nella nostra chat dedicata. Passiamo ora a quelle che sono le pubblicazioni dell'universo espanso che vedono come protagonista Boba Fett e quindi etichettate come Legends. C'è talmente tanto materiale da cui attingere che è stato necessario appunto suddividere questo episodio di letture essenziali in due parti. Partirei subito al fulmicotone con quella che è senza dubbio la mia serie a fumetti preferita, con protagonista il cacciatore di taglia in armatura mandaloriana. È ripubblicata sotto forma di volume Legends della Gazzetta, nello specifico il numero 25, intitolato Boba Fett. In questo volume è racchiusa la ristampa già edita da Magic Press a suo tempo nei primi 2000 di Boba Fett Nemico dell'Impero. Ambientato qualche anno prima di episodio 4, vede Darth Vader incaricare il cacciatore di tagli di recuperare una cassa sottratta da un disertore imperiale che si sta rifugiando da qualche parte. Ovviamente, da bravo segugio, Boba Fett rintraccia sul pianeta vulcanico Marix Minor uccidendolo e recuperando la cassa. Il contenuto però si rivela essere di estrema importanza, motivo per il quale l'ordine di recupero è arrivato proprio da un signore dei Sith. Si tratta di una regina di un popolo alieno la cui testa, ancora in vita seppur decapitata, continua a vivere e ha il dono di vedere il futuro, motivo per il quale è estremamente ricercata dall'imperatore. Boba Fett, consapevole di quello che ha tra le mani, sa bene che una volta consegnata la testa al committente verrà ucciso. Pertanto Darth Vader si reca sullo stesso pianeta non solo per recuperare la cassa, ma anche per eliminare Boba Fett. Qua i due si scontrano in un duello molto emozionante. Tra l'altro ha dei disegni molto particolari questa miniserie, fatti da Ian Gibson, che sono o da amare o da odiare. Io personalmente li adoro. I due si affrontano, come detto, e piccola curiosità, tra l'altro, durante proprio questo duello Darth Vader deflette con la spada laser un colpo di fucile blaster di Boba che viene rispedito al mittente e gli forma l'ormai famosissima botta o il dent, conosciuto a livello di fandom, l'incrinatura che è possibile vedere sul suo elmo e che tra l'altro in Mandalorian 2 ha sì ridipinto ma non l'ha eliminata. Quindi a livello della Timeline Legends l'origine di quella particolare ammaccatura è da riscontrarsi in questa storia. Molto divertente, l'ordine dei pessimisti è davvero una parentesi comica ben riuscita, i disegni, come ho detto, sono molto particolari, però vedere Darth Vader contro Boba Fett ha sempre il suo perché. Se potete, recuperate assolutamente questo volume. Avvicinandoci ora a quello che è il periodo della trilogia classica, è impossibile non menzionare questo volume, intitolato Boba Fett è morto, della collana Legends. Materiale già edito sugli spillati, però appunto è stato riproposto in un volume unico. È composto da due miniserie, la miniserie Legami di sangue e la miniserie Legami di sangue Boba Fett è morto. Vorrei proprio concentrarmi su questa seconda, che vede all'inizio Boba Fett inscenare ovviamente la sua morte per scoprire chi è stato il mandante degli assassini sguinzagliati alle sue calcagna, e nel percorso comunque che vedrà Boba Fett intersecare la strada anche con Coleman Freeman, ovvero il figlio di un clone disertore durante le guerre dei cloni. I due si alleeranno e scopriranno che il mandante dell'omicidio nei confronti di Boba Fett è proprio il governatore di Concord Dawn,
al quale il cacciatore di taglie tempo prima aveva ucciso il figlio. Ma perché dite è importante? Perché effettivamente in questo romanzo viene canonizzato all'interno dell'universo espanso della Timeline Legends, perché ricordiamo la prima comparsa di quei personaggi che sto per menzionarvi risale ai racconti, ma i racconti fanno parte della Timeline Infinità, quindi sono considerati anche esterni al Legends. I personaggi davvero rilevanti di questo arco a fumetti sono la moglie e la figlia di Boba Fett, quindi scopriamo che ha una sorta di famiglia e anche una vera e propria erede, e pertanto, soprattutto per le implicazioni che avrà più avanti nell'universo espanso, la ritengo una delle letture essenziali per quanto riguarda lo sviluppo, soprattutto nel post-endor, del personaggio di Boba Fett. Mi sento di consigliare questa serie anche per i colori e i disegni particolari. Quest'ultimi sono realizzati da Chris Scalf, un artista affermato che ha collaborato anche con molte guide dell'universo espanso, quindi se potete dategli assolutamente un'occasione. Sono sicuro che il prossimo consiglio stupirà non pochi di voi. Come sapete non sono affatto un amante della dilogia, del potere della forza e di quelle che sono le sue implicazioni nella Timeline Legends, però devo dire che per questo faccio un'eccezione, e si tratta dell'adattamento a fumetti de Il potere della forza 2. Raccolto esclusivamente in questo volume Gazzetta, perché ricordiamo sono proprio degli inediti, erano stati portati per la prima volta qualche anno fa, Il potere della forza 2 non è un vero e proprio adattamento del videogioco, segue le vicende del videogioco dal punto di vista di Boba Fett, che viene incaricato da Darth Vader di dare la caccia e di eliminare a quello che è il clone di Starkiller che è sfuggito al controllo. Quindi noi in tutto il corso della storia seguiamo le orme di Starkiller a fianco di Boba Fett, arrivando fino alla fase finale del gioco, che si svolge adesso non più con un lieve ritardo sul protagonista ma in contemporanea. Viviamo tutto il finale del gioco dal punto di vista di Boba, quindi è un'opera estremamente consigliata, perché comunque non si adagia sugli allori nell'adattare un qualcosa che comunque magari a chi ha giocato il videogioco già sa, ma offre davvero un'altra prospettiva, una prospettiva molto vicina, non una prospettiva esterna e limitata, ma davvero andiamo col seguire quello che è il protagonista del videogioco con le orme di un altro personaggio molto famoso. I disegni sono ottimi, francamente, quindi se potete, ragazzi, è un po' difficile da trovare, ma fatelo lo sforzo di recuperarlo se lo trovate. Speriamo sempre che arrivi in nuovo formato 100% ristampato, perché comunque siamo sicuri che il potere della forza là fuori, purtroppo, ha davvero ancora molti fan. Quello che mi sento di suggerirvi adesso è una vera e propria chicca. Come sapete, sono un amante delle vere guerre stellari, sono un amante di quello che era lo Star Wars un tempo, forse anche un po' ingenuo, possiamo dirlo, frutto appunto dell'epoca che fu. E quindi il prossimo consiglio è un volume della collana Classic, di cui adesso io vi mostro il primo, però molto probabilmente leggendo il piano editoriale arriverà in quello che sarà il 10° volume, e si tratta dell'82esimo numero della serie Classic, che raccoglie un dettaglio che non molti conoscono. Sapevate ad esempio che Boba Fett è sopravvissuto a una caduta nel Sarlacc non una ma ben 2 volte? Praticamente questo numero, l'82esimo, col gioco di parole in inglese Javas of Doom invece di Jaws of Doom, le fauci del destino appunto, narra di come Boba Fett riesca a uscire grazie al suo zaino a razzo dal pozzo di Carkoon e venga recuperato dai Java a bordo di un cingolato che lo scambiano per un droide, grazie al fatto anche che appunto essendo praticamente svenuto mezzo morto non risponde come un vero essere vivente e quindi appunto credono sia l'ennesimo droide da raccattare. Nel frattempo il Millennium Falcon con Han, Leia ed R2 torna su Tatooine per recuperare alcuni dei crediti che erano dovuti al Corelliano. I Java logicamente rapiscono R2 e lo portano a bordo del loro cingolato. I coniugi solo ovviamente vanno alla ricerca di R2 e a bordo del cingolato ovviamente trovano Boba Fett ancora in stato fortemente confusionale, cioè non si ricorda che il motivo per cui lui è caduto nel pozzo di Carkoon tra le fauci del Sarlacc era proprio a colpa di Han Solo, Leia e i suoi amici. Mentre cercano di recuperare R2, il cingolato finisce fuori controllo e ovviamente si precipita a tutta velocità verso lo stesso Sarlacc dal quale Boba Fett era uscito poco tempo prima. Prima che il cingolato cada nelle fauci della colossale bestia, Han cerca di portare in salvo Boba perché comunque capisce che non è il vecchio nemico, è in difficoltà e si sente in colpa. Prima
proprio mentre sta per dargli una mano, a Boba Fett torna la memoria, Han salta giù dal cingolato senza farsi colpire da Boba Fett, e il cingolato con dentro il cacciatore di tagli in armatura mandaloriana torna a cadere, quindi si ritrova nella condizione iniziale dopo essere per poco stato libero. Perché la consiglio? Perché, come vi ho detto nella recensione, è praticamente lo Star Wars prima di Star Wars. Questo era prima ancora che la galassia si definisse, grazie anche proprio all'universo espanso negli anni 90 o primi 2000, che appunto grazie anche al contributo della nuova trilogia, quella dei prequel, o anche qualche anno prima, appunto l'universo espanso e i giochi di ruolo assumesse una vera e propria personalità. Quindi la libertà totale o quasi che veniva concessa agli autori merita secondo me una lettura proprio per gettare uno sguardo su quello che era Star Wars prima che divenisse il fenomeno che conosciamo oggi, con tutte le sue sfaccettature, quindi non solo legate alle pellicole. Quindi altro consigliatissimo. Se potete, il volume purtroppo ha i ritardi imputabili alla crisi delle materie prime, non sappiamo quando arriverà, però essendo il 10° possiamo presupporre che dovrebbe arrivare verso la fine del 2022 se il piano editoriale non sarà soggetto a cambiamenti. Forse vi starete chiedendo il perché di questo netto stacco, il cambio di taglio di capelli, il cambio di outfit, il cambio di sfondo. Ci siamo resi conto che questo Letture Essenziali dedicato a Boba Fett nell'universo espanso meritava un duplice video, in quanto il materiale è davvero davvero tanto. Perché dentro un armadio? Beh, per omaggiare la notizia secondo la quale, a causa dei continui cambiamenti nel copione di episodio 9, Adam Driver avrebbe registrato delle battute aggiuntive all'interno del suo armadio. Pertanto siamo giunti alla fine di questo secondo video di Boba Fett Letture Essenziali. Appuntamento al prossimo con la seconda parte, sempre ambientato nell'universo espanso. Come sempre seguiteci su tutti i nostri canali social, ricordate che abbiamo anche Teespring per quanto riguarda i nostri gadget o magliette, e come sempre che il lato cartaceo della Forza sia con voi. Ciao!